Buongiorno a tutti, buongiorno cari amici che ci seguite nei nostri spazi dedicati alle interviste. Dovete sapere che Certottica e Dolomiti Cert, gli istituti importanti di ricerca e certificazione e non solo che abbiamo a Longarone, hanno appena avuto la notizia di aver centrato un obiettivo molto importante e lusinghiero, molto importante perché parliamo di una cosa anche che vale molti soldi, lusinghiero perché dimostra, conferma le grandi capacità di questo istituto di Longarone, di cui come bellunesi non possiamo che essere fieri. Abbiamo con noi l'ingegner Leano Viel. Buongiorno ingegnere. Buongiorno, grazie per l'invito e per dare l'opportunità di far conoscere le attività dell'area ricerca di Dolomiti Cert. Eh beh, dovere, dovere. L'ingegner Viel ha seguito in prima fila questo progetto di cui parliamo ed è responsabile appunto dell'area ricerca di Dolomiti Cert. Allora, ingegner Viel, grazie della sua disponibilità, ci dica di che cosa si tratta, qual è che cos'è questo progetto che ha vinto, che si è classificato al primo posto in questo bando. Dobbiamo spiegare un po' di cose. Sì, dobbiamo spiegare un po' di cose perché è un'attività abbastanza articolata. Riguarda innanzitutto un bando dedicato alle attività collaborative tra imprese aderenti a reti innovative regionali o distretti industriali e centri di ricerca veneti, atenei veneti. Quindi magari è opportuno spiegare un attimo che cosa sono questi distretti industriali e reti innovative regionali. Sono dei soggetti regolamentati dalla legge regionale 13 del 2014 che regolamenta la definizione appunto di distretti industriali, reti innovative regionali e aggregazioni di impresa. La differenza sostanziale, qui il soggetto nuovo rispetto a quello che era nel passato, i distretti industriali, è questa figura delle reti innovative regionali. La differenza è che mentre i distretti industriali sono definiti dalla Giunta regionale del Veneto sulla base di criteri specifici come la storicità del prodotto e la concentrazione delle attività produttive, vedasi per esempio qui da noi il distretto Erocchiale, le reti innovative regionali nascono da iniziative del territorio per promuovere iniziative anche di carattere trasversale tra settori produttivi differenti e non hanno appunto questa limitazione territoriale. Dolomiti Cert è stata riconosciuta tra le prime reti innovative regionali del Veneto come soggetto giuridico della rete denominata Sicurezza e Protezione nel lavoro e nello sport. Ecco, Che, allora no, ci tenevo un attimo a puntualizzare. Io lavoro da parecchi anni all'Amico del Popolo, direi che 20 anni fa andava di moda questo discorso dei distretti che avevano, come sì, diceva lei adesso, una forte connotazione geografica, perché è logico, perché dove si fa bene l'occhiale è logico che si sviluppi tutta una serie di attività collaterali alla realizzazione, alla finitura completa dell'occhiale che fanno distretto, perché c'è chi sa far bene la montatura, chi sa far bene la lente, chi sa verniciare bene. Questa era proprio la natura tipica del distretto, no, ingegnere? Sto dicendo giusto? esatto, esatto. Mentre appunto queste reti innovative perno proprio sul fatto che oggi, anche grazie all'informatica, al fatto che sono abbattuti certi schemi geografici, insomma, è possibile per affinità, insomma, di ricerca di attività mettersi insieme anche con realtà magari non troppo distanti, ma comunque lontane, perché si lavora su uno stesso obiettivo. Credo di aver detto in altro modo quello che ha detto lei, no? Ma così Esatto, lo fissiamo esatto. bene in testa. Ecco. E quindi Certottica lavora in queste reti innovative, fa parte di queste reti innovative. Mi faccia capire, lei diceva prima che appunto non è la prima volta che Certottica lavora nell'ambito di queste reti innovative. I vostri partner tipici chi sono? Allora, sia come Certotia che ha citato lei, Dolomiti Cert dove Dolomiti lavoro Cert. io, sì, ma diciamo che siamo conosciuti come una grande famiglia anche se siamo due soggetti distinti. Lavoriamo per questi ambiti del Porfesr con le aziende venete principalmente. Allora Noi, la fermo. Por Fesr alla maggior parte della gente non dice niente, bisogna che ce lo spieghi. d'accordo, giustamente, Porfesr sono tutte queste sigle che stanno a significare Programma Operativo Regionale, che è il POR, e il FESR è il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, quindi sono fondi strutturali dell'Unione Europea
che vengono gestiti dalla Regione del Veneto su un programma abbastanza ampio. Qui stiamo parlando nello specifico del programma operativo 2014-2020 che aveva, diciamo che ormai siamo verso la conclusione, una dotazione di 600 milioni di euro per attività su diversi assi. Noi come laboratori, come istituti qui di Longarone, Scienziatoria dei Dolomiti CERT, lavoriamo prevalentemente sull'asse 1 che è ricerca e innovazione. E qua mi tocca interrompere di nuovo, ingegnere, perché bisogna che sottolineiamo il fatto che quando parliamo dell'Europa e dei fondi che l'Europa mette a disposizione, quando ci riferiamo al fatto che la Regione del Veneto è tra gli ambiti territoriali più bravi in Italia a intercettare fondi europei, parliamo anche di quello che si fa a Longarone, perché molte delle vostre attività ricevono proprio finanziamento dall'Unione Europea. Ma perché lo ricevono? Perché voi siete bravi, come tante altre realtà bellunesi, bisogna dire, voi siete bravi a riuscire a intercettarli questi fondi, perché i vostri progetti appunto vengono premiati, come in questo caso, in cui vi ritrovate al primo posto nella classifica, giusto? Certo, certo, mi permetta solo una piccola parentesi, un piccolo inciso su questo ambito dei progetti europei, perché noi lavoriamo molto e la nostra rete di contatti tra imprese, centri di ricerca della nostra regione e regioni limitrofe si è anche consolidata negli anni grazie anche al programma di cooperazione Interreg Italia-Austria. E su questo mi permette di dire anche con un po' di orgoglio che nella sola ultima programmazione 2014-2020 dell'Interreg, solo come Dolomiti CERT abbiamo partecipato a 6 progetti, 4 dei quali gestiti come lead partner. E 2 di questi hanno riguardato l'area del CLLD. Adesso magari è un acronimo che magari spiegheremo, ma insomma è il Dolomiti Live che magari conosciamo, che è un programma gestito e è limitato dalle aree dell'Alto Bellunese, l'Ostirol e la Valpusteria, che è gestito per quanto riguarda il nostro territorio dal GAL Alto Bellunese. Insomma, questi progetti, tra tutti i beneficiari italiani e austriaci, hanno movimentato importi per una cifra superiore ai 2,5 milioni di euro, quindi diciamo che in questo caso l'Europa c'è e Longarone c'è, insomma Dolomiti CERT. Noi facciamo la nostra parte per intercettare queste risorse e mettere in contatto le realtà appunto a sud e a nord dell'arco alpino. Quindi quando sentiamo magari parlare male dell'Europa, per carità, parliamone male, diciamo che non ha una forte politica verso l'estero, diciamo che forse dovrebbe organizzarsi meglio, eccetera. Però se parliamo di soldi che arrivano sul territorio dall'Europa, noi come provincia di Belluno non possiamo certo lamentarci, vero ingegnere? Assolutamente no, diciamo che è anzi doveroso cercare di intercettare questi soldi che sono, ricordiamo, sono soldi pubblici delle nostre tasse che contribuiscono al bilancio dell'Unione Europea, e il saperli spendere è anche doveroso per evitare che rimangano lì oppure utilizzati da altre regioni, alimentando poi quei malumori che dicono che l'Italia versa più soldi all'Europa di quelli che riceve. Diciamo, l'Europa o per fondi diretti o per fondi indiretti, come sono questi dell'Interreg o del PORFESR, vengono gestiti indirettamente da aree e strutture, vengono impegnati emanando dei bandi e sta poi agli attori sul territorio saperli intercettare. Benissimo, allora in questo caso l'abbiamo anticipato appunto in questa classifica per questo bando PORFESR, il vostro progetto, il progetto di Dolomiti CERT, ha vinto il primo posto. Perché appunto i soldi bisogna saperli andare a prendere con progetti che valgono. Ho capito giusto? Voi siete al primo posto nella graduatoria. Complimenti prima di tutto. Beh, grazie. Poi comunque è un merito che va condiviso con tutti gli attori, perché è un progetto non gestito direttamente o presentato direttamente da Dolomiti CERT come rete innovativa, ma è un lavoro costruito e condiviso con più gruppi di lavoro. Nello specifico il progetto è stato presentato dal consorzio Face Design, che è il soggetto giuridico della rete innovativa regionale omonima che si occupa nell'ambito della moda, del prodotto fashion.
Insieme alla rete Face Design c'è la rete sicurezza gestita da Dolomiti CERT e il distretto industriale dello Sport System di Montebelluna e Asolo, che ha come soggetto giuridico Unint, che è il consorzio delle imprese di Confindustria Veneto Centro. Quindi già da qui capisce che è un lavoro che ha messo insieme diversi gruppi di aziende. Al progetto partecipano 16 aziende e tutti e 4 gli Atenei Veneti, a seconda dei vari dipartimenti, delle varie attività che vengono svolte, e il progetto è articolato su 5 filoni di attività. Il primo riguarda le tecnologie indossabili per il lavoro e lo sport, il secondo metodologie virtuali per i prodotti sport e lavoro, il terzo metodiche di prototipazione e produzione funzionale, il quarto metodologie creative per ecosostenibilità e la sanificazione del prodotto e l'ultimo innovazione di modelli di business. Capisce che è un contenitore molto ampio. L'ambito che riguarda Dolomiti CERT e la nostra rete innovativa regionale è il primo che le ho citato, ovvero tecnologie indossabili per il lavoro e lo sport. Quindi tra sicurezza e moda, se volessimo dire, insomma. Sì, esatto. Su questo progetto, che è molto ampio, va citata anche la partecipazione di Certotica nel filone riguardante la sanificazione di prodotto. Certotica, anche qui per ribadire che siamo soggetti dipendenti uno dall'altro, abbiamo una stessa storia comune, ma hanno dei percorsi evolutivi differenti, partecipa in quanto soggetto tra i fondatori della rete Face Design, quella della moda, quindi non della sicurezza, che è gestita da Dolomiti CERT. La partecipazione in questo caso di Certotica è rilevante per quanto riguarda l'ambito sanificazione, che è diventato molto importante in quest'anno di pandemia, quindi anche l'individuazione di come migliorare la sanificazione dei prodotti come gli occhiali, gli smartphone o gli altri oggetti tecnologici che abbiamo in uso comune tutti i giorni, senza deteriorarne le caratteristiche qualitative o estetiche. Venendo a noi invece, Dolomiti CERT, per quanto riguarda tecnologie indossabili, è l'ambito sul quale noi come Dolomiti CERT non faremo attività dirette, ma coordineremo le attività delle aziende che hanno aderito a questa iniziativa che, ricordo, è nata durante il primo lockdown, grazie anche alla collaborazione col Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova, il Dipartimento di Neuroscienze, devo dire il nome giusto, anche Movimento e Biomedicina dell'Università di Verona, col Centro di Ricerca Sport in Montagna e la Fondazione Museo dello Scarpone. Grazie a loro, va anche il mio ringraziamento per il lavoro svolto in questo periodo in remoto, in chiusura, per creare questa visione più ampia. Che cosa intendiamo infatti con tecnologie indossabili per il lavoro sport? Cosa abbiamo in mente? Abbiamo in mente tutta quella serie di sensoristica che possa essere applicata ai dispositivi di protezione individuale per andare ad individuare situazioni di possibile criticità, utilizzo critico, sia in ambito lavoro che in ambito sport, e creare appunto degli avvisi all'utente. L'obiettivo primario è quello di ridurre gli infortuni sia sul lavoro che nella pratica sportiva, che sappiamo che sono variabili anche a seconda dell'andamento economico di anno in anno, ma non sono comunque mai azzerati, sono sempre dati importanti. Ma quindi, ingegnere, mi faccia capire, voi state lavorando a dei sensori che saranno inseriti nell'abbigliamento e che potranno dare informazioni a chi li indossa per avvisare di un pericolo? Ho capito giusto? Sì, e questo ha delle implicazioni molto più ampie di quello che si può anche immaginare. Ci faccia qualche esempio, perché sennò facciamo fatica a capire. Sì, adesso siamo tutti abituati ad avere tecnologie, smartphone addosso che possono rilevare la caduta e lanciare un segnale d'allarme. Un esempio che può essere molto semplice, non così tecnologicamente avanzato, può essere anche sensori che diano il segnale di indossato o non indossato di un dispositivo di protezione in ambito lavorativo. Immaginiamo sul cantiere, se non viene indossato il dispositivo di protezione è un potenziale pericolo, ma questo è un esempio. Un altro potrebbe, andando anche sulla misurazione di parametri
dei certo. lavoratori, potrebbe andare a rilevare frequenze cardiache anomale o pressione, oppure anche, sì, anche la pressione sanguigna, sì, magari per quanto riguarda lavoratori occupati in ambienti ad alta temperatura. Quindi il fatto di avere un segnale d'allerta prima che si verifichino le condizioni per un collasso può anche essere utile per prevenire una situazione di questo tipo. Bravissimo. In ambito sportivo, anche qui questo tipo di tecnologie si spinge oltre quello che è la prevenzione, ma va a testare anche la performance dell'atleta, quindi può andare a dare indicazioni su il movimento, come se è corretto o non corretto, oppure dare indicazioni se durante la pratica sportiva non si ha la sensibilità di essere troppo sotto sforzo o essere esposti a temperature troppo basse. Sappiamo che specialmente in inverno o in alta quota il problema è anche quello del congelamento delle estremità e degli arti, e oltre una certa soglia non si ha più la percezione del dolore. Avere un sensore che banalmente ci avvisa: guarda che hai superato la soglia, intervieni, può essere di aiuto. Magari possono sembrare anche cose di poco conto, ma anche in questo periodo di pandemia sapere che appunto per questa trasversalità delle iniziative, delle reti innovative, sapere che un sensore sviluppato solo per monitorare la prestazione sportiva possa essere anche utilizzato per finalità sanitarie, potrebbe aver avuto No, in no, passato, ma ingegnere. potrebbe avere ora adesso un'utilità Ma guardi, notevole. io penso a tutti quelli che amano andare a correre, no? Ma anche solo a camminare. Ormai la gran parte di queste persone usano i cellulari, gli orologi, tutti strumenti tecnologici che permettono di dire, di dare informazioni sulla prestazione. Ecco, stiamo parlando di cose che già usiamo, e ben vengano dispositivi nuovi che ci aiutino nel senso della sicurezza. Poi lei dice adesso delle possibili applicazioni sanitarie. Stiamo pubblicando in questi giorni le notizie degli sforzi che si fanno proprio per cercare di portare sempre di più la medicina sul territorio, no? Non so, l'ASCA, l'Associazione dei Comuni dell'Agordino, ha comprato 150 tablet per darli agli assistiti che restano a casa propria. Ecco, se la gente che magari deve prendere farmaci, ha da controllare i parametri, potesse essere assistita, aiutata dalla tecnologia, credo che le applicazioni possono essere molte, insomma. Mi viene da dire questo però anche, ingegnere, tutto questo tipo di ricerca che mette insieme cervelli, forze, specializzazioni diverse, sarebbe molto difficile immaginarlo se l'Europa non ci convincesse a fare rete, no? Sì, questo è vero perché bisogna superare anche le difficoltà di condividere le proprie ricerche, le proprie attività di sviluppo interno all'azienda, o anche tra centri di ricerca uguale, si cerca sì di collaborare, ma diciamo che queste sono opportunità che danno l'occasione di conoscersi. Principalmente tutte queste iniziative creano una rete di contatti. Come le dicevo prima, grazie anche a questi progetti noi abbiamo aumentato la nostra rete di contatti, che si è consolidata nel tempo grazie anche a questi tipi di interventi. Noi adesso non vediamo più l'Austria come un paese straniero di là del confine, sono i nostri vicini, semplicemente che parlano un'altra lingua. Con cui si può collaborare per lo stesso tipo di finalità di ricerche, insomma, ecco. Sì, E sì, e quindi, diciamo che è anche migliorato anche il rapporto anche la visione che hanno gli amici austriaci nei nostri confronti. La diffidenza iniziale è stata superata nel corso degli anni, quindi posso solo che vedere positivamente questo tipo di vedi, iniziative. questi sono i frutti buoni di Interreg, no? Che al di là dei soldi che porta, dei progetti che si sviluppa, stimola il dialogo, no? Insomma, Esatto. transfrontaliero. Parlando di soldi, leggevo in una comunicazione che questo progetto SAFE di sicurezza, eccetera, Sì, ha un budget notevole, parliamo di 3 milioni di euro, esatto. che in provincia di Belluno, che fetta di questo budget toccherà a voi per le attività nell'ambito di questo progetto?
Ma allora, in questo progetto specifico, allora, noi come Dolomiti Cert avremo solo una gestione amministrativa delle aziende della rete innovativa. Principalmente le aziende che hanno aderito alla rete innovativa gravitano intorno sulla provincia di Treviso, sulla come pianura, sul avevamo detto. comparto, sì. L'ambito è molto sovrapponibile per buona parte alla calzatura sportiva, quindi distretto industriale del Trevigiano. Ok. È vero, c'è comunque in questo progetto, come dicevo, la partecipazione di Certotica con un budget importante di 150.000 euro per quanto riguarda questa parte di sanificazione, quindi su questo questa è la quota che sicuramente c'è in questo progetto. Questo progetto, 3 milioni di euro, riguarda tutte queste aree del Veneto, come dicevo, Ok. quindi tutta la parte anche di calzatura della Riviera del Brenta e buona parte della provincia di Treviso. Sì, sì. Quindi diciamo che su 3 milioni di euro nel Bellunese, chiaramente, cioè, proprio già da piano finanziario sono i 150.000 euro di Certottica. Benissimo. Diciamo Benissimo. che comunque l'altro progetto che è stato approvato all'interno di questo bando invece ci vede come Dolomiti Cert coinvolti direttamente, quindi in questo caso non operiamo come soggetto giuridico della rete innovativa, ma come istituto di certificazione, come laboratorio prove, ed è un progetto presentato dal consorzio Green Tech Italy, che rappresenta la rete innovativa regionale, come già per tutti questi termini, Veneto Green Cluster, che si occupa di riciclaggio. È un altro progetto importante, denominato EcoDPI, ma che il titolo esteso è Eco Design e Riciclo di Dispositivi di Protezione Individuale in una filiera industriale circolare. In questo caso si capisce il tema importante della filiera circolare, quindi tema ambientale, il tema del riciclo, ma anche e soprattutto il tema dei dispositivi di protezione individuale, tema che ha visto una forte criticità appunto in primavera quest'anno per la carenza Certo. delle mascherine. In questo ambito Dolomiti Cert parteciperà per l'analisi, proprio direttamente, analisi e test su materiali che verranno sviluppati e i prototipi che verranno realizzati con questi materiali per quanto riguarda la protezione delle vie respiratorie, delle mascherine. Questo anche è una parte importante che è consentita grazie agli ingenti investimenti che l'Istituto ha realizzato per far fronte alle tante richieste delle aziende venete che avevano riconvertito almeno in parte la loro produzione per realizzare mascherine molto carenti, come si ricorderà questa primavera. Certo, ne abbiamo parlato anche col vostro capo Luigino Boito, proprio in Ecco. riferimento alle mascherine, insomma, e anche ad alcuni risultati sorprendenti, sorprendentemente negativi che alcuni test avevano rivelato. Luigino Boito, che è alla guida dei due istituti di Certottica e anche del vostro Sì. Dolomiti Cert, che in una dichiarazione subito vi ha ringraziati a voi che avete preparato il progetto per il bel regalo di Natale che avete portato a casa, ma insomma al di là di queste cose così tra affetto e colore, Boito ha detto grazie a questo saremo ancora una volta in prima linea nella ricerca, ecco, e credo che Sì. questo dia soddisfazione a voi tecnici, no? Soprattutto, no? Assolutamente, assolutamente, il gruppo di lavoro a vedere che comunque anche le scelte e gli investimenti fatti poi sono anche utili a quelle che sono le attività di ricerca e soprattutto che le attività di ricerca portino poi frutti concreti al territorio per nuovi prodotti e servizi. In questo Benissimo. caso noi confidiamo che questa ricerca porti dei risultati promettenti per quanto riguarda questi nuovi materiali o anche il riciclaggio di materiali da materie vergini per il fine vita. Ormai sappiamo tutti che fine fanno tutte le mascherine che quotidianamente indossiamo. Il fatto di poter contribuire a una gestione sostenibile di questo dispositivo che ad oggi, finché il vaccino non verrà diffuso a tutti, è il nostro strumento di difesa, è un segnale importante E che poi la ronda ingegnere, non arriva. e poi sarà così anche dopo, perché penso che abbiamo imparato che per tutti i virus, per tutte le cose che potranno arrivare, dobbiamo essere pronti con le mascherine, con i dispositivi minimi, insomma, che ci consentano di ripararci. Quindi non credo che il vaccino rimuoverà il problema di essere Assolutamente dotati no.
questo è. Allora, ingegnere, voi siete uno dei fiori all'occhiello della nostra provincia, Dolomiti Cert, quindi siamo ben contenti di aver parlato con lei come Grazie. responsabile dell'area di ricerca e niente, buon Natale, ovviamente, buone feste con questo regalo nuovo sotto l'albero. Mi raccomando, continuate a tenere alta la bandiera di Belluno nel fronte della ricerca. Va bene? Grazie, ricambio gli auguri e a risentirci. Grazie. Grazie, grazie anche al nostro pubblico. Ciao a tutti, ciao ciao. Arrivederci.